Roma nega lo stato di emergenza nazionale, Palermo insorge e divampa la polemica, ancor più infuocata degli incendi che l'estate scorsa hanno messo in ginocchio la Sicilia, causando 6 morti e danni per oltre 150 milioni di euro. Uno schiaffo che apre un nuovo fronte di scontro nella maggioranza di centrodestra a rigettare la richiesta presentata dal governatore forzista Renato Schifani e ad innescare la miccia. Sarebbe stato proprio il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che fa capo al Ministero guidato da Nello Musumeci. Oltre al danno, la beffa. Ha tuonato Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. Centinaia di aziende e famiglie danneggiate dagli incendi non otterranno alcun indennizzo, ma quel che è il peggio, il presidente della regione assiste in silenzio all'ennesimo schiaffo del governo Meloni alla Sicilia. E non si è fatta attendere la replica di Schifani, uno Stato che nega ai cittadini il risarcimento di un danno di pubblico dominio subito per colpe o eventi altrui e lo fa sulla base di cavilli procedurali non applicati prima, non è lo Stato in cui mi riconosco. Contrasteremo, prosegue Schifani, questo ingiusto provvedimento in ogni sede amministrativa, giudiziaria, istituzionale e politica. Ma assicuro ai siciliani danneggiati dagli incendi che se lo Stato centrale li vorrà abbandonare, non lo farà la regione da me guidata, perché la tutela della collettività di un popolo e la sua tenuta sociale costituiscono un principio sacro e irrinunciabile. Il presidente della regione ha annunciato che convocherà per domani una seduta straordinaria della giunta di governo. E mercoledì a Roma è previsto un incontro tra i direttori dei dipartimenti della protezione civile nazionale e regionale per cercare di trovare una soluzione. Ad annunciarlo è lo stesso ministro Nello Musumeci, che a sua volta scarica le colpe alla regione. I due direttori, Fabrizio Curcio e Salvo Cocina, già da agosto si confrontano sul tema, ma senza trovare un'intesa, ha detto Musumeci. Questo per una carenza di documentazione da parte della regione. Diverso invece il discorso sulle altre calamità. Solo nel 2023 all'isola sono state destinate da Roma risorse per 94 milioni di euro. Il difetto sta nella relativa norma del Codice di Protezione Civile, che va rivista assieme ad altri adeguamenti. Ci stiamo lavorando, conclude, e presto la cambieremo. Ennesimo raid vandalico ai danni di uno degli ospedali di Palermo, questa volta ad essere preso di mira il reparto di radiologia dell'ospedale Villa Sofia del capoluogo, dove un uomo è entrato e ha messo tutto a soqquadro, danneggiando i monitor della nuova TAC acquistata grazie ai fondi del PNRR e che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che a causa dei danni non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze, come si vede, ci sono monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti, attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento. Non si tratta della prima incursione notturna. 2 mesi fa qualcuno era entrato negli spogliatoi del personale dell'unità di radiodiagnostica di Villa Sofia, forzando la porta di accesso per poi rubare quello che ha trovato. Nei giorni scorsi, invece, all'ospedale civico i ladri hanno portato via doni natalizi per i piccoli pazienti, 10 tablet regalati dalla Samot, un monitor portatile donato dall'associazione La Carezza di Vicky e Giorgia, alcune bilance pesapersone e non solo. Uccise per aver rifiutato di avere rapporti sessuali con lui, assassinate al culmine di aggressioni fisiche e tentati stupri in una notte dell'orrore, figlia dei fumi dell'alcol, ma certamente non soltanto di quelli. L'assassino infatti ha cercato di coprire le proprie tracce, ha chiesto di mentire per lui per procurarsi un alibi, ma la comunità romena gli ha detto di no e ha collaborato alle indagini. Sono particolari agghiaccianti quelli che emergono dalla ricostruzione del duplice omicidio di Naro in provincia di Agrigento, confermata anche dalle autopsie che mostrano lesioni multiple a dimostrazione del fatto che le donne sono state letteralmente massacrate. Omar Edgard Nedelkov, 24 anni, la sera fra il 4 e il 5 gennaio era a cena insieme con un amico a casa di Delia Zarniscu. I tre hanno bevuto, ma quando il giovane ha tentato di aggredire sessualmente la donna, questo l'ha messo alla porta insieme all'amico. È qui che scatta la follia. Durante la cena Delia aveva parlato della sua amica separata da poco e rimasta sola a casa. Nedelkov se lo ricorda. Viene ripreso dalle telecamere mentre va a casa di Maria Rus, accompagnato dall'amico che però davanti al portone saluta e se ne va. Maria Rus sarà la sua prima vittima, l'aggredisce sessualmente, poi la uccide e la dà alle fiamme. Resta fuori di casa e col cellulare controlla che bruci il corpo che aveva posto su una poltrona, sempre ripreso dalle telecamere in strada. Ma la prima aggressione e il primo omicidio non gli bastano. Torna da Delia, sfonda la porta e tenta di violentarla. Lei si difende, viene colpita con qualsiasi oggetto si trovi in casa fino ad ucciderla. Poi il giovane chiama l'ex fidanzata per procurarsi un alibi e l'amico, ma nessuno lo copre. L'amico vuole invece chiamare i carabinieri
carabinieri e viene picchiato. Scappa e fa scattare l'allarme, poi vede le fiamme a casa della prima vittima e chiama anche i vigili del fuoco. Anche l'ex fidanzata si presenterà ai carabinieri a raccontare tutto, così come la madre consegnerà fra le lacrime gli abiti insanguinati del figlio. È la comunità romena a fare pulizia e consegnare il mostro alle autorità, colpita dall'orrore della furia cieca del giovane violento già noto per i suoi eccessi. Ancora un caso di violenza sulle donne, questa volta avvenuta alle pendici dell'Etna. Siamo a Biancavilla, nel Catanese, dove un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie trentenne. Gli abusi sarebbero avvenuti sin dai primi tempi della convivenza, iniziata 13 anni fa e poi sfociata nel matrimonio. Violenze che la donna avrebbe tollerato per quieto vivere, ma anche per paura di essere allontanata dai loro figli di 8 e 10 anni, come le diceva spesso il marito. Quest'ultimo sarebbe stato solito umiliarla anche in presenza dei bambini, rendendosi autore di violenze fisiche e psicologiche. Le impediva di incontrare i propri familiari, di riprendere l'attività lavorativa, di conseguire la patente di guida. Spesso il 31enne, accecato da una morbosa gelosia nei confronti della moglie, non solo l'avrebbe aggredita tirandola per i capelli e colpendola con schiaffi, ma per soddisfare i propri repressi desideri sessuali l'avrebbe obbligata con la forza ad avere rapporti completi dopo averle strappato i vestiti di dosso. Abusi sessuali che si sarebbero intensificati, secondo i racconti della donna, nell'ultimo trimestre, mai però in presenza dei bambini, tanto che la trentenne, per far desistere il marito dalle sue insane voglie, a volte faceva addormentare nel proprio letto coniugale uno dei figli. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 2 pistole a salve prive del tappo rosso, un revolver e una semiautomatica, che l'uomo avrebbe usato per minacciare la donna. Per il 31enne il GIP ha ordinato gli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella familiare e il braccialetto elettronico. Avrebbe rubato oggetti preziosi, orologi e soldi dagli incassi. Così il cassiere di una gioielleria di Vietnè a Catania, un 34enne nipote del proprietario, è stato arrestato dai carabinieri che si erano appostati vicino al negozio aspettando che terminasse il proprio turno di lavoro. Una volta perquisito nelle tasche, il ragazzo aveva una busta con 500 euro e nel portafogli altri 950 in contanti. I militari avevano cominciato a indagare dopo la denuncia del proprietario della gioielleria e dopo aver saputo che era stato commesso l'ennesimo furto di denaro. Così hanno deciso di bloccare il sospettato. In casa del cassiere a Mister Bianco sono state trovate mazzette di soldi per un totale di 250.000 euro, ma anche numerosi orologi, oltre a diversi gioielli in oro e pietre preziose, per un valore stimato di almeno 110.000 euro. Parte dei preziosi aveva ancora l'etichetta e la confezione della gioielleria. Il 34enne è stato arrestato per appropriazione indebita aggravata e posto ai domiciliari. Prima di entrare ha detto ferma se no ti ammazzo. Parlavano solo di ammazzarci, non è che dicevano come le altre volte che avevano tentato le rapine, ferma una rapina, mani in alto, assolutissimamente. Questo già io da subito ho capito che non era la solita rapina. Quindi sono stati minacciati. Quando mio marito ha sparato questi colpi in aria, loro sono diventati più violenti, mi hanno trascinata per i capelli, mi hanno sbattuta a terra, puntandomi la pistola al petto, ho preso una botta in testa, io potevo essere morta. Ora io dico, cioè, mio marito perché mi ha difeso il cliente, ha difeso la sua stessa vita, mio marito si trova in prigione. Dopo 8 anni hanno dato un capo di imputazione infamante, duplice omicidio volontario. Volontario di che cosa? Sono venuti a casa nostra a minacciarci, a picchiarci, perché anche mio marito è stato picchiato da 2 di loro, quindi lo so, ci poteva scappare in morto anche da noi stessi. Mio marito è un eroe, non è un assassino, perché proprio ha difeso no, e non ha sparato volontariamente. Questo è bene chiaro, che lo ribadisco sempre. Non voglio andare in merito ai magistrati, assolutamente, loro hanno fatto il loro lavoro, assolutamente non c'entro niente con loro. È una petizione, abbiamo lanciato sulla Change.org per le firme, la raccolta firme. Io prego anzi di continuare a firmare, ringrazio tutti quelli che hanno firmato finora.
Scendono da 12 ad 8 le regioni in allerta gialla per il maltempo, con la Sicilia che resta in un vortice depressionario che sta portando pioggia e vento forte in gran parte dell'isola. Nelle prossime ore si preannunciano precipitazioni intense e mareggiate lungo le coste esposte, specie su quelle tirreniche. E la Sicilia a battere denti con neve a bassa quota e temperatura in picchiata che hanno portato a scenari suggestivi. Qui siamo a Noto, dove una grandinata ha imbiancato strade e piazze. È stato anche il vento grande protagonista, con danni ingenti a Palermo, specie in via Villa Grazia e nella zona nord della città, con decine di auto danneggiate per la caduta di alberi, cartelloni e calcinacci. Grosse piante cadute tra Partanna, Mondello, Capogallo e attorno allo stadio Renzo Barbera. Nel Ragusano un albero ha invaso la strada che da Vittoria conduce ad Acate, incontrata a Capraro. Una cinquantina gli interventi effettuati a Messina dai vigili del fuoco. Grossi alberi sono stati sdraticati dal vento ed uno, in particolare, ha centrato un'auto in sosta sul viale Regina Margherita, come vedete in queste immagini. A Favignana un'imbarcazione da diporto si è capovolta, mentre a Messina, per precauzione, sono stati chiusi cimiteri e ville pubbliche. A causa della tromba d'aria che si è abbattuta a Siracusa, i blocchi di ormeggio della nave da crociera MSC in sosta nel Porto Grande si sono rotti, con l'imbarcazione che ha subito danni a poppa. Lesionate anche altre barche sballottate dalla furia dei marosi. E l'ondata di maltempo si sta intensificando e le previsioni non annunciano nulla di buono. Nei prossimi giorni ancora instabilità. Lunedì difatti ritroveremo la zona di bassa pressione con occasionali piogge, rovesci e temporali, soprattutto sul Trapanese, sulla costa meridionale dell'isola, ancora venti forti di tramontana e mestrale con mareggiate appunto sulle coste esposte, temperature invernali, tanto che qualche fiocco di neve scenderà sull'entroterra. In Sicilia è allerta arancione. Senza pioggia, l'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici della Sicilia potrebbe decretare presto l'allarme rosso, a rischio anche le forniture idriche cittadine di molti comuni. Nella piana di Catania preoccupa la situazione dell'invaso di Ogliastro a causa del caldo dei mesi scorsi, associato anche alla mancanza di piogge significative. Il lago che si trova tra Ramacca e Edone è uno tra i principali bacini artificiali che forniscono acqua per uso irriguo alla zona della piana. Secondo il SIAS, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, ma in Sicilia dal 1921 le precipitazioni sono state così scarse nella seconda metà dell'anno, risultando come media regionale inferiori anche a quelle della grave siccità del 1977. Anche se in queste ore è arrivato il maltempo, la Sicilia sta vivendo l'inverno più drammatico della sua storia. Non piove più, invasi a secco, agricoltura in ginocchio e siamo solo a gennaio. Ed è per questo che è scattato il piano di razionamento dell'acqua. I volumi d'acqua negli invasi Fanaco e Leone sono molto sotto il livello di guardia a causa della siccità. Scatta così il piano di razionamento delle forniture idriche definito dall'autorità di bacino nei comuni serviti da Sicilacqua. Così, a partire da domani, 8 gennaio, Sicilacqua ridurrà la portata d'acqua del 10% e in alcuni casi del 15% in 39 comuni che si trovano nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo, più 2 consorzi di bonifica, Agrigento 3 e Caltanissetta 4, collegati direttamente al Fanaco o altri acquedotti alimentati da questo invaso. Dal 12 gennaio, poi, ultimati alcuni interventi sul sistema acquedottistico Garcia, saranno coinvolti nel piano di riduzione anche 15 comuni del Trapanese. Il piano di razionamento concordato nell'ultima seduta dell'osservatorio sugli utilizzi idrici del distretto idrografico della Sicilia sarà affiancato comunque da alcune misure per mitigare la crisi idrica. Rifugio di senza tetto e spacciatori, più volte vandalizzata, giochi vecchi arrugginiti, panchine danneggiate, ma adesso per la villetta Quasimodo a Messina si prospetta una nuova vita, uno spazio verde a 2 passi alla stazione dalla centralissima piazza Cairoli, che più volte i cittadini hanno chiesto venisse riqualificato per tornare alla libera fruizione. Il comune di Messina ha deciso di investire 473.000 euro in un progetto di riqualificazione ed affidare il compito a Messina Servizi di curare il restyling. Per la villetta Quasimodo il progetto prevede la trasformazione in piazza senza più la recinzione e poi nuovi giochi, verde, illuminazione. Non è roba da poco a Messina, dove gli spazi verdi mancano e quella villetta da tempo non è più frequentata da famiglie e bambini. La novità principale sarà proprio quella di eliminare totalmente la recinzione in cemento che circonda il perimetro della villetta e che nel tempo l'ha reso un luogo infrequentabile, soprattutto nelle ore serali.
Prevista l'installazione di nuovi giochi per bambini, un sistema di panchine che creano un gioco circolare intorno agli alberi, aiuole e spazi verdi ed un nuovo sistema di illuminazione. L'idea è quella di creare un luogo di svago adatto a tutti in una zona che è altamente frequentata anche dai viaggiatori, ma uno spazio soprattutto a misura di bambini e famiglie. Si ferma 4 giornate la striscia positiva di risultati del Messina, sconfitto 2-1 al Francoscoglio dall'Audace Cerignola, alla terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Foggia e Giuliano prima della sosta. Messina generoso con Rosafio all'esordio, i 3 punti però vanno al più forte, aiutato da Rosso di Ortisi per l'irregolarità commessa su D'Ausilio lanciato a rete. Giallorossi in 10 uomini per 70 minuti, recupero compreso. Modica inventa Ragusa terzino sinistro e in un primo tempo equilibrato fa eccezione il destro di Leonetti con palla al lato. Dopo il riposo entrano Polito e Zunno per Plesce e Ragusa. Il Cerignola guadagna metri, la manovra è più fluida sino al vantaggio del 17° con Malcore che raggiunge la doppia cifra e autore di una doppietta all'andata. Ruggero per D'Ausilio che lo smarca davanti a Fumagalli, battuto da un destro dell'attaccante con Pacciardi fuori posizione. Lo scatto d'orgoglio del Messina lo firma Marco Zunno al minuto 23 su un cross di Polito divenuto assist vincente per la deviazione di Coccia. Il Cerignola sbanda ma si salva su Rosafio. Pomeriggio magico per D'Ausilio al secondo passaggio decisivo sul colpo di testa di D'Andrea che supera Fumagalli al 38° riporta il Cerignola in vantaggio per la festa degli 87 tifosi ospiti, anche perché questa volta il Messina non ha più energie per provare l'assalto finale.